Senta, lei ci ha chiamato perché ci sono dei problemi extra sportivi, no? Sì, abbiamo dei problemi, un po' secondo me l'amministrazione di San Giovanni non è che si aiuti molto su questo tema. Penso che sono tutti in comune, abbiamo l'ufficio tecnico, la signora dell'ufficio tecnico, aveva il fratello che giocava qua, un assessore che ha giocato a San Giovanni al tempo del Natisone. E addirittura suo padre era fatto anche il presidente. Secondo me non è che ci aiutino troppo, loro dicono sì, ci aiutiamo, vi diamo una mano, abbiamo fatto gli spogliatoi, messo a posto l'impianto, ma noi ci aspettiamo almeno che vengano incontro un po' anche a livello di utenze. Noi spendiamo un 14.000 euro a danno di utenze, quindi non è che ci aiutino molto, insomma. Perché la vostra società vive di volontariato, no? Esatto, sì, non è che siamo in tanti, siamo in 5-6 che fanno volontariato, ma soprattutto se noi non avessimo quei 3-4 sponsor che ci aiutano saremmo male, insomma, no? Senta, lei ha minacciato, diciamo così, di trasferirsi da altre parti, no? Sì, difatti stiamo valutando, poi abbiamo contattato delle squadre che hanno il campo vicino qua, vediamo se riescono a darselo. Vorrei contattare anche magari Canzani a livello di presidente come sono a Palmanova, perché qua sicuramente non rimaniamo. Se andiamo via di qua ci toccherà sicuramente fare a meno delle squadre juniores, perché non riusciamo. E adesso abbiamo appena cominciato a fare il secondo anno i primi calci, cominciano a dare il frutto adesso, ma... Anche perché lei, diciamoci la verità, ha ereditato una situazione non semplice, no? Esatto, abbiamo trovato qua qualcosa un po' di non bello, insomma. Abbiamo preso la gestione Bulfoni, sicuramente che ha fatto bene anche lui, però anche lui aveva problemi col comune, aveva minacciato di fare la fusione col Butilo se non si arrivava a noi, e purtroppo a questo punto che avevamo già chiuso tutto. Però se non riusciamo a trovare un campo o una società che ci dia un campo, siamo costretti anche noi a dire chiudiamo baracca, insomma. Anche perché c'è qualche amministratore che dice, boh, la site che sia a Reading, non penso che sia una risposta giusta per un amministratore di San Giovanni, no? E siamo un po' in crisi, insomma. Senta, prima di contattare il sottoscritto, lei immagino più volte ha sollecitato l'amministrazione, comunque gli uffici comunali. Sì, ma di fatto ultimamente abbiamo mandato una lettera al comune che noi non intendiamo a rinnovare la concessione che abbiamo. Nel giro di una settimana ci ha dato una risposta che noi, col 29 di settembre dobbiamo sloggiare di qua senza interpellarci né niente. Ci hanno detto, boh, entro il 29 prendete la vostra roba, 29 di settembre del prossimo anno prendete la vostra roba e andate dove volete. Questa è la risposta. Non è che ci abbiano chiamato in comune, parliamo, vediamo, è proprio zero assoluto. Anche perché ricordiamo che questo è un velodromo all'aperto, dunque l'attività ad esempio ciclistica si svolge da marzo a settembre, sempre il Giove fluvio permettendo. Sì, anche loro non è che siano molto attivi qua, per modo di dire, perché loro vengono qua, fanno allenamento, fanno 4 gare all'anno e non è che lo sfruttino tanto, insomma. Comunque noi siamo in difficoltà, stiamo pensando proprio di abbandonare qua, anche perché l'ufficio tecnico hanno fatto un conto, non so che conto hanno fatto, che se andiamo via noi le loro spese in un anno saranno solo di 4.000 euro, che non vedo come hanno fatto questi conti, perché abbiamo speso 10.000 euro di campo, e quello lì se non lo mantieni è tagliato due volte alla settimana, quando devi tagliare, è da concimare, da trattare tutto. Non so come fanno i conti loro, che un impianto così, se andiamo via noi, gli bastano 4.000 euro all'anno, non so che conti abbiano fatto. La morale, mi permetta Presidente, poi chiudiamo, c'è il rischio che qui diventi una cattedrale nel deserto. Ma secondo me sì, perché se andiamo via noi, perché noi siamo venuti qua, tagliato la siepe, tagliato gli alberi, facciamo manutenzione su tutto, loro pensano che quei 4 soldi che ci danno li mettiamo via noi, invece non è vero, questi qua sono tutti soldi che vanno per mantenere un impianto così. Quest'anno ci hanno dato 4.000 euro, di cui 4.000 euro ci hanno dato 3.200 e 800 euro il prossimo bilancio, quando consegniamo il prossimo bilancio. Non lo vedo perché quando loro hanno avuto ci hanno dato 4.000 euro, dovrebbero darceli tutti, insomma, anche perché noi paghiamo 400-500 euro al mese di corrente, di tutto, anche se non giochiamo, insomma, non arriviamo, siamo costretti a andare via di qua, insomma. Anche secondo me l'amministrazione che non gli interessa tanto, secondo me non se ne fregano. Se vi abbiamo aiutato così, ma non vedo un aiuto nostro, loro aiutano, prendono i soldi per il loro impianto, se non è che ci diano i soldi a noi per manutenzione, per illuminazione, quelle cose lì, ci danno 4.000 euro e penso che basti, ma non è vero niente, perché noi andiamo in giro, per tutti i campi in giro, sono tutte le amministrazioni comunali che pagano tutto loro, tutte le spese, invece noi qua dobbiamo arrangiarci noi. E per dire la verità, siamo io e il segretario che siamo andati in banca a firmare per poter cominciare la stagione, se i soldi non c'erano. E non è giusto,
perché se io non devo dormire la sera, devo dormire per i miei problemi, non per il centro sedia o per il problema del comune che non si dà niente. Questo non la vedo, perché noi stiamo facendo volontariato, qua penso che dovrebbe darsi una mano, invece a loro non interessa niente. Questo è il problema per noi.